Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nel nostro appuntamento quotidiano con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo martedì 27 aprile ritorniamo a sentire cosa ci raccontano le nostre stelle oggi. Un buon ascolto! Amici dell'Ariete, avete un problema riguardo a un'eredità da risolvere? Affrontatelo con calma, puntando su una soluzione accettabile per tutte le parti in causa. Atmosfera piuttosto monotona oggi, nonostante le vostre speranze. Pensate quindi a iniziare un nuovo progetto. Toro, il cielo oggi ha imbracciato l'artiglieria pesante contro la luna in Scorpione. Davanti a voi ci sono due alternative: o si fa pace o ci si saluta. L'orgoglio in amore è da bandire. Se un comportamento del partner vi ha ferito, domandate spiegazioni. Gemelli, dovrete rivedere le vostre posizioni e anche alcuni programmi oggi, ma da questa nuova riflessione trarrete indicazioni molto utili per procedere. Soprattutto a livello sentimentale fate in modo di non immettervi in meccanismi troppo complicati. Cancro, ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui ce la fate a tenervi alla larga oggi grazie all'istinto, la vostra marcia in più. Potete infatti raggiungere subito ogni meta che volete proporvi, senza cedere all'ansia o alle paure di fallire. Leone, la luna ostile in Scorpione preannuncia come al solito qualche grattacapo. Puntate sul vostro self-control per tenervi lontani dalle complicazioni. Dovrete dare spazio alla pazienza oggi, dato che sarà l'imprevisto a impugnare lo scettro del comando. Vergine, interessanti oggi gli scambi con persone stimolanti che vi distrarranno dalla routine, vi regaleranno nuove emozioni, scoprirete nuovi appassionanti interessi. Accantonate le chiacchiere, mirate dritti all'obiettivo mostrandovi sicuri delle vostre valutazioni. Bilancia, per voi che amate i conti in ordine e rispettate le scadenze dei pagamenti, la giornata può rivelarsi pesante, scoverete forse una bolletta inevasa. Soffrite un certo affaticamento mentale in questo periodo legato a un notevole intensificarsi degli impegni in agenda. Scorpione, martedì proprio da archiviare, da gettare nella spam se solo si potesse. Altra opzione più fattibile: mantenere i nervi saldi e smorzare le polemiche. Al lavoro sono possibili errori di distrazione, cercate di non farvi prendere in castagna, meglio concentrarsi. Sagittario, cavalcate la cresta dell'onda e vi sentite veramente carichi. Il clima di oggi non si prevede scoppiettante, la sfida è di conservare in ogni modo questa grinta. Concedetevi qualche ora di riposo per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello. Capricorno, complice la luna in Scorpione, i contrattempi che potreste incontrare lungo il vostro cammino non riusciranno comunque a prendervi in contropiede. Rispondete allo scompiglio con la vostra collaudata organizzazione, unita a una grandissima tenacia. Acquario, se oggi vi sentite affondare lentamente, non disperate, la corrente non ce la farà ad avere la meglio, in un baleno sarete di nuovo a galla. La colpa è tutta della luna opposta a Urano, ma voi avete armi sufficienti per non soccombere. Pesci, con la luna in trigono nel segno dello Scorpione potete far festa oggi, vi sarà possibile sfruttare l'intuizione e la sensibilità estremamente potenziate. Non c'è impaccio che non si risolva, quasi senza sforzo da parte vostra, siete oggi magnetici e fortunati. È tutto quindi per oggi, dalle stelle di Radio.0 vi auguriamo una buona giornata, un buon martedì e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0